Grazie per questa opportunità che si offre a me di poter prima di tutto conoscervi, e poi sono stato sorpreso che c'è certi che sono stati già in Armenia, che abbiamo anche avuto un incontro in Armenia. Ringrazio il carissimo Padre Roberto e Padre Davide e tutti voi che avete, almeno spero, avrete la pazienza a sentire. Cercherò di non parlare e chiacchierare troppo, ma a dare l'essenziale, che sia veramente come un debito a pagare dietro a un popolo, a una nazione che da vocazione cristiana ha avuto la benedizione di essere scelta per testimoniare il cristianesimo in una zona dove potevano essere cristiani, ma per sbaglio d'uno o dell'altro non lo sono e sono rimasti al di fuori di casa. Tanti di loro non sanno perché sono fuori di casa, ma almeno l'armeno che ha testimoniato con la sua vita è sicuro di quell'atto che ha fatto. Sapeva che con questo sacrificio di dare la sua vita per quello che ha dato la sua vita per la sua salvezza eterna era una benedizione. Posso raccontare un episodio di un vescovo circondato dai suoi preti e dai suoi rappresentanti laici, 40 persone, il vescovo Maloya, fra i quali c'era anche il papà del mio nonno. E gli avevano chiesto: se vuoi salvarti, rinuncia alla tua religione cristiana e ti daremo la libertà. Lui era l'apostolo a incoraggiare i suoi sacerdoti e laici con sé a continuare a cantare gli inni della Santa Messa e prima dell'esecuzione chiede un favore, prima di morire, di dare la comunione ai suoi. Dare la comunione, e con tutta la malizia che c'era in quei soldati hanno fatto uccidere uno per uno davanti ai suoi occhi, lasciandolo l'ultimo. E dopo aver ucciso tutti quanti, chiedono ancora una volta: se vuoi salvarti, rinuncia alla tua identità cristiana. E praticamente non lo fa, è stato anche lui ucciso. Perché